Siamo con mister Perticone, insomma una vittoria senza ombre, se possiamo così dire. Insomma sono quelle giornate dove veramente vale la pena vedere le partite di calcio e viverle. Cosa ne pensi? No, sono contento perché oggi era una partita dove c'era tanta gente allo stadio e quindi sono contento di aver dato, io non ho fatto niente, che la squadra abbia dato gioia alle persone che sono venute a vederci. Ecco. Ha messo in campo però una formazione che si può dire perfetta dal punto di vista tecnico e anche del carattere, senza nulla togliere a quelli che erano in panchina ovviamente. Ma io quando dicevo dopo Campodarsego ho detto che ho una rosa più forte di quella del Campodarsego, c'è qualcuno che ha storto il naso. Io ero sicuro di avere dei giocatori forti, in merito a loro, che si sono risollevati piano piano dalla difficoltà e questa è la cosa più bella. Mister, cosa hai detto ai ragazzi alla fine della partita quando siete rientrati tutti? Penso sia stato dopo gli ho fatto i complimenti, prima gli ho detto che eravamo dentro a un percorso che dovevano avere il gusto di giocare certe partite e che si meritano tanto perché, ripeto, io li vedo tutti i giorni, li vedo allenarsi, li vedo comportarsi ed è per me una fortuna e un onore lavorare con loro, sono ragazzi eccezionali, devo dire la verità. Un percorso che sta confermando il Mestre come una delle squadre più in forma del momento. Ma sì, poi tra una settimana abbiamo Dolomiti, poi abbiamo Calvino Ale e il giudizio viene sempre condizionato dai risultati, ma per chi fa il mio lavoro il percorso è importante perché i miglioramenti si vedono piano piano e questi ragazzi stanno facendo un percorso virtuoso sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico e anche di atteggiamento. In settimana come hai preparato la partita vista l'incognita del cambio di allenatore del Treviso? Ma in realtà noi ormai è qualche mese che lavoriamo insieme, quindi abbiamo già giocato contro diversi moduli, quindi siamo rimasti sui nostri principi e abbiamo ipotizzato delle possibili formazioni, ma sempre sui nostri principi, quindi voglio dire a livello di metodologia non è cambiato molto, poi penso che queste partite vadano giocate con uno spirito, un'anima particolare e questi ragazzi oggi lo hanno interpretato alla grande. In questa netta e meritata vittoria, quanti meriti vostri ci sono e quanti demeriti del Treviso secondo te? Ma io penso solamente a come sono stati in campo, come è stato in campo il Mestre, ripeto con che tipo di spirito è stato in campo il Mestre, diciamo che giocando così contro qualsiasi formazione del nostro girone avremmo messo in difficoltà chiunque, ecco. Questo non significa poi vincere o perdere le partite, perché si può perdere, ma se si mantiene questo spirito sicuramente l'avversario lo si mette in difficoltà. Allora, una bella vittoria davanti finalmente anche a un bel pubblico, insomma qualcosa di importante oggi. Oggi è stata una bellissima giornata, volevamo questo derby, ci abbiamo lavorato tante settimane, mentalmente, fisicamente, abbiamo speso tante energie, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Qual è stata secondo te la chiave che vi ha permesso di portarvi a casa appunto l'intera posta in palio? Sicuramente l'atteggiamento di gruppo, voler andare tutti in avanti a fare un pressing ultraoffensivo, non dargli tempo e spazio per giocare, quindi siamo stati molto bravi in questo. Anche la tua prestazione com'è stata? Descrivicela. Ma positiva, io cerco sempre di mettermi a disposizione del gruppo, di non sbagliare mai l'atteggiamento e di ascoltare quelli che sono i consigli dell'allenatore e chi sta fuori. E comunque aver approcciato la partita nel modo giusto è stato fondamentale, anche se si sa sono 90 minuti. Sicuramente, bisogna giocarle fino in fondo e noi l'abbiamo fatto e anche bene. Marco, al di là della fascia del capitano, grandissima prestazione del Mestre, grandissima prestazione di Marco Soprano, autore oltretutto di un gol, quindi raccontaci tu un po' anche le emozioni e la tua prestazione, la prestazione della squadra. Siamo contenti della partita che abbiamo fatta, l'abbiamo preparata bene in settimana, siamo riusciti a segnare subito con Banghi e dopo abbiamo tenuto abbastanza bene, abbiamo avuto tante occasioni
e dopo il secondo tempo ho segnato anch'io e niente, abbiamo fatto una buona prestazione secondo me. Ecco, il tuo gol lo dedichi a qualcuno, no? Lo dedico alla squadra che avevamo iniziato diciamo così e poi penso che sotto gli occhi di tutti ci siamo ripresi alla grande. Marco, il percorso di crescita ci sembra ormai evidente, lo dicono i risultati, ma lo dice anche la prestazione in campo e il gioco. Cosa ne pensi? Come sta andando questo Mestre? Sì, come ho detto prima, adesso la squadra c'è, si vede, siamo contenti che abbiamo portato tanta gente allo stadio, sarebbe bello averla tutte le partite e niente, dobbiamo continuare così, abbiamo altre 10 partite e vediamo cosa riusciamo a fare.